Tantissimi messaggi arrivati ieri durante la puntata di Focus, condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, con tra gli ospiti Riccardo Dal Porto, genitore del piccolo Ettore. Assieme a lui anche altri genitori che hanno voluto portare all'attenzione del pubblico le tante, troppe difficoltà che vivono le famiglie con bambini affetti da particolari patologie anche rarissime. Una battaglia strenua che mamme e papà devono portare avanti per difendere i diritti dei loro figlioletti, diritti spesso calpestati o non tenuti nella dovuta considerazione dalla burocrazia, da una politica che pare non accettare o non ammettere diversità. Le storie come quelle di Ettore e di tanti altri bimbi sono state tenute troppo spesso in ombra. Sono bimbi che hanno bisogno di essere seguiti da personale sanitario preparato ad hoc anche e soprattutto durante la scuola. Proprio la scuola assume per tutti i bambini un ruolo di formazione e crescita fondamentale, ma oggi il pubblico non riesce a fornire l'assistenza loro necessaria. L'esempio è dato proprio dal caso di Ettore, la cui mamma, Elisa Trevisan, sarà costretta a perdere il lavoro per poterlo seguire e potergli garantire la frequenza in classe. E se vogliamo far frequentare Ettore per l'orario completo come tutti gli altri bambini, per non far sì che sia un pacco che arriva dopo e va via prima, quindi staremo lì sempre a garantire noi genitori la presenza e l'assistenza al nostro figlio, e questo comporta appunto per noi un sacrificio e, come tante mamme anche appunto qui presenti, l'impossibilità di andare a lavorare. Quindi oltre a negare quello che è il diritto all'istruzione, tantissime volte viene negato anche il diritto al lavoro.